Tutti ci rifacciamo al mito per eccellenza italiano, che non è italiano ma arriva dalla lontana terra dell'Argentina, a questa donna che oramai dilaga sul panorama televisivo italiano dal nome Belén Rodríguez. Guarda gli uomini, no, è perché c'hai vicino tua moglie, dice. Perché quando siete sul divano di casa e appare la Rodríguez e tu sei sul divano, dai le spalle a tua moglie, appena appare la Rodríguez la faccia di voi uomini è questa. La faccia di noi donne è questa. Tuo marito ti guarda e fa e noi donne insistiamo. Ma cosa c'ha? Cosa c'ha? Se gli togli la bocca, il seno, la pancia, il sedere, cosa ci rimane? Il marito, ci rimani tu, ci rimani. Ma stai... Ma arriva un odore di cucinato. Cos'è che state preparando? Le seada? Tartufi? I panini buoni. Io odio le donne che sono a dieta. Le odio, sono quelle che vanno dal salumiere così strette. Vorrei 65 grammi di prosciutto. Se il salumiere dice signora è un etto. Ho detto 65 quando ci vado io. Vorrei 3 etti di mortadella. Signor, sono 5 etti, lascia. Ma cosa esce a fare per 65? Tutti oramai vogliamo assomigliare alla Rodríguez. Sì. Lei ha avuto una vita difficile, signori, è partita dalla lontana Argentina per venire in Italia, ha detto alla sua famiglia: io risolverò le sorti della mia famiglia e vi porterò tutti in Italia. Signori, ma voi che ne sapete quanto si è dovuta piegare? Che se vado io in Argentina e mi piego così, pure io mi rimandano a casa dopo un'ora. Signori, la Rodríguez è la donna più bella che c'è nel panorama televisivo italiano, non dite io l'ho vista. La Rodríguez il lato B ce l'ha alto perché arriva da una terra in cui gli accenti sono tutti in levare, in alto, in su. Quando gli fanno un'intervista, da dove arrivi? Dall'Argentina. E da donde? Buenos Aires. Signora, se lo domandano a lei, da dove arrivi? San Giovanni Suerti, guarda dove cazzo è finito il tuo. Non lo rialza più, signora. Lasci fare. Queste sono donne che sono 90, 60, 90, noi 90, 120, 180, una piramide di Cheops. Signora, perché noi mangiamo, ma la Rodríguez la fate stare un anno in Sardegna, cosa diventa? Ave ninchi diventa. Lasciate fare, che il bello è, signora. La Rodríguez io sono sicura che ti fa sesso anche quando va di corpo. Devo fare la cacchigna. Si fa i selfie sulla tazza del cesso, bella, un fiore. Quando ci andiamo noi, ci aggrappiamo a quella testa, ti si gonfia la vena in fronte. Signora, lei si è mai guardata allo specchio quando va di corpo? Si gonfiano 2 vene qua, vena cagatoria. Signora, si guarda... Lei pelato parte da qua dietro la vena, si mette uno specchio di... La Rodríguez. Poi se non gli possiamo assomigliare fisicamente, gli vogliamo assomigliare con moda, con la moda. Ci mettiamo tutti questo famoso perizoma perché dà l'illusione di avere una chiappa alta. Solo che dopo i 40 il perizoma è vietato dalla legge, Perché se dopo i 40 ti ostini a comprare il perizoma devi comprare anche un paio di tenaglie in dotazione, perché la sera quel filo... C'è amore, ma non avevo la mutanda, che a seconda dell'Italia si chiama in maniera diversa. A Roma si chiama perizona perché sta in zona, ma in Sardegna il modo più bello per chiamarlo ce l'avete voi, spaccadrottio. Tutti col perizoma. Io a volte lo indosso. Mia madre prende il perizoma e dice: ma cosa lo lavi a fare che il sapone non lo prende? Non ci vuole la molletta per i panni quando lo stendi, ci vuole la forcina per i capelli. Si gira mio padre a mia madre che ancora oggi pesa 115 kg, gli fa alla faccia tua che quando stendi le mutande sembra i pannoni per raccogliere le olive. Con 2 mutande di mia madre è finita la terrazza, però che com'era bella la mutanda di una volta, di una donna, alta con l'elastico che ti prendeva da sotto. Era familiare quella mutanda, invece oggi con questo perizoma sono donne finte, che si fanno anche le unghie finte. Una volta con quella mutanda se ti entrava nel sedere, un attimo era che... Oggi con le unghie finte non te la tiri fuori dal sedere neanche se ti pagano. Io le ho portate per 1 mese, la prima volta che ho fatto il bidet stavo per morire. Stavo facendo la fine di Capitan Uncino.